Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Prealpina.it. Sergio Domenichini, l'uomo di 66 anni accusato dell'omicidio di Carmela Fabozzi, questa mattina davanti al GIP si è avvalso della facoltà di non rispondere. Intanto i funerali della donna, fissati inizialmente per domani, sono stati rinviati. Tutti i dettagli nel servizio di Elisa Polveroni con immagini di Alessandro Perroni di Agenzia Blitz. Si è avvalso della facoltà di non rispondere Sergio Domenichini, il 66enne arrestato per l'omicidio della pensionata Carmela Fabozzi. Oggi, lunedì 22 agosto, si è svolto in carcere a Varese l'interrogatorio di garanzia con il GIP, il PM e l'avvocato della difesa. L'uomo non ha fornito alcuna spiegazione, come sottolinea lo stesso legale Selene Profita, che ha sostituito per l'occasione la collega titolare della difesa, l'avvocato Francesca Cerri del Foro di Como. Ecco la sua testimonianza all'uscita dal carcere. Si è avvalso dalla facoltà di non rispondere. Si è avvalso dalla facoltà di non rispondere, certo. E non ha dato ulteriori spiegazioni? No, nulla, fatto. Assolutamente nulla. No. Le prossime tappe quindi ancora non sono state definite sulla strategia difensiva? No, assolutamente, prematuro. Il difensore sta studiando il fascicolo che ovviamente ha bisogno di essere approfondito e studiato in ogni dettaglio, dopodiché valuterà come procedere col proprio assistito. Restiamo a Varese, ma cambiamo decisamente argomento. Da oggi sono iniziate le nuove variazioni al traffico imposte dal cantiere di Largo Flaiano. Ce ne parla Renata Manzoni con le immagini dell'agenzia Blitz. Siamo in Largo Flaiano, l'incrocio solitamente pieno di auto in questo momento, essendo ancora un periodo di vacanza, è quasi completamente sgombero, ma le novità cominciano da oggi e presumibilmente non appena tutti rientreranno anche i disagi al traffico. Dunque per chi proviene da Milano, quindi dall'autostrada, sarà obbligatorio per arrivare in città prendere l'uscita Varese Est Ovest o la rampa di via Gasparotto. Per coloro invece che escono da Varese, e questo sempre da oggi 22 agosto fino al 3 settembre, sarà possibile fare un primo tratto di autostrada per poi obbligatoriamente prendere il tratto che porta giù verso la bretella di Viale Europa. E questo per consentire i lavori al sottopasso e anche alle condotte fognarie come previsto dal piano per la riorganizzazione dell'ingresso e dall'uscita di Varese. E sempre a Varese gli agenti della squadra volante della questura hanno arrestato un uomo di nazionalità straniera irregolare sul territorio per i reati di tentata rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale. Nello specifico è stato scoperto a rubare all'interno del negozio Zara di via Vittorio Veneto. Un agente della polizia penitenziaria, in quel momento fuori servizio, lo ha sorpreso e bloccato, venendo però aggredito. Sul posto sono accorsi gli agenti della volante che lo hanno fermato e poi arrestato. La refurtiva, consistente in svariati capi di abbigliamento nascosti in una borsa, è stata recuperata e riconsegnata ai titolari del negozio. Spostiamoci adesso a Busto Arsizio. La polizia locale ha multato alcuni automobilisti che circolavano in strada ignari del fatto che la loro assicurazione con una compagnia online non fosse valida. Vediamo i dettagli nel servizio di Veronica De Rio. Stroncata la banda delle assicurazioni false online. Sono 10 le persone denunciate dalla polizia locale di Busto Arsizio per aver truffato gli automobilisti che avevano acquistato sul web a prezzi scontati la copertura obbligatoria per la circolazione in auto. Ignare, le vittime del raggiro erano al volante delle loro auto tranquille senza sapere di non essere coperte in caso di incidente. Gli automobilisti sono stati fermati durante i controlli sulle strade dalla polizia locale di via Molini Marzoli e sono risultati essere privi di assicurazione. Sono stati tuttavia sanzionati ed è stata sequestrata loro l'auto, ma in questo modo sono partite le denunce che hanno scoperchiato il giro della banda. Grazie alle indagini coordinate dal vicecommissario Patrizio Pastore, a partire dalle transazioni bancarie sono stati identificati e denunciati in concorso i truffatori, 5 soggetti campani, tra i quali 3 donne e 5 soggetti extracomunitari. Momenti di paura questa mattina a Robecchetto con Induno. Poco dopo le 9 in un cantiere di via Cascina un uomo di 65 anni stava lavorando alla ristrutturazione di un edificio quando è caduto al suolo. L'uomo è precipitato da un'altezza di circa 10 metri riportando ferite molto serie. Soccorso da una squadra del 118 è stato trasportato in elicottero all'ospedale San Gerardo di Monza dove è stato ricoverato in gravi condizioni.
Passiamo adesso alla politica. Proseguono le manovre in vista delle elezioni del 25 settembre. La Corte d'Appello del Tribunale di Milano ha depositato le liste anche Noi Moderati, un'alleanza di partiti del centrodestra che riunisce UDC, Coraggio Italia, Italia al Centro e Noi con l'Italia. Al Senato è candidato anche Vittorio Sgarbi come capolista al collegio Lombardia 1, mentre Raffaele Cattaneo, attuale assessore regionale all'ambiente, corre al Senato come capolista Lombardia 1. Chiudiamo con lo sport, basket. Matt Brasi si è presentato ufficialmente nella sua nuova veste di coach della pallacanestro Varese. Vediamo il servizio realizzato da Giuseppe Sciascia con immagini di Angelo Puricelli di Agenzia Blitz. Matt Brasi, benvenuto a Varese. Perché ha scelto Varese rispetto alla permanenza in NBA e quali sono le sue aspettative per questa avventura? Yeah, I chose this opportunity just because it's unique, it's different. You know, I was fortunate to have a good career in the NBA and coaching, and you know, I love. È stata una decisione difficile, ho avuto una lunga carriera in NBA, amo l'importanza dei Blazers, ma l'opportunità di diventare capo allenatore in un club con questa organizzazione comunque era molto stimolante. Questa è un'opportunità rara, unica, c'è Paolo Galbiati che mi assisterà nell'ambientarmi in una lega difficile, ho visto delle partite comunque molto competitive, sarà comunque una grande occasione, perché comunque quando ti offrono un contratto da capo allenatore bisogna sempre pensarci, ci ho pensato un po' e poi ho accettato. It's an amazing league, it's tough, I've watched a lot of games. E infine il calcio, è un Varese già in palla, soprattutto in fase offensiva, quello che ieri ha battuto per 4-2 la Folgore Caratese. In copertina Ferrario, autore di 3 reti. E vediamo il servizio di Luca Spriano con le immagini di Domenico Ghiotto di Agenzia Blitz. Ferrario è già in forma campionato e il Varese si gusta i primi saporitissimi assaggi del nuovo bomber. Il colpo di mercato dei biancorossi è stato il grande protagonista della vittoria ottenuta ieri sul campo della Folgore Caratese. Un amichevole, certo, ma anche un esame estivo contro un competitivo avversario di categoria. Il 4-2 conclusivo maturato a Carate Brianza è stato determinato soprattutto dalla tripletta di Ferrario, che già denota un'intesa intrigante con Pastore. 3 gol tutti nel primo tempo, mentre di sabato ha timbrato nella ripresa la quarta rete. È un Varese che piace per personalità, idee offensive, ricerca del fraseggio veloce. Da registrare invece alcuni meccanismi difensivi, ma siamo ancora in estate. Tempo e modo per perfezionarsi non mancano, così come le prime incoraggianti indicazioni in vista di un campionato di Serie D nelle intenzioni dei biancorossi molto ambizioso. E per oggi è tutto, l'appuntamento con l'informazione di prealpina.it torna domani come sempre alle 19, una buona serata.